Ore di lavoro in comune a Genova per arrivare alla stesura definitiva dell'ordinanza antismog. La giunta Bucci sta esaminando alcune deroghe. A consigliare i correttivi è stato il coordinatore per la mobilità cittadina Enrico Musso, dopo la pioggia di critiche per lo stop dal 1° marzo dei mezzi privati sino a Euro 1 e quelli commerciali fino a Euro 3. La prima deroga riguarda la filiera produttiva. Chi cambia il mezzo, infatti, oggi riceve il suo acquisto dopo diversi mesi. Coloro i quali hanno effettivamente già effettuato un ordine per un veicolo di nuovi standard di emissione dovrebbe poter circolare semplicemente dimostrando che l'ordine l'ha effettuato, che l'acquisto l'ha effettuato e che la fornitura è in arrivo. Altro punto, i confini. Il divieto sarà a zone, dentro il centro città, fuori le aree secondarie. Perché altra cosa è il centro intensamente abitato e frequentato, con molta congestione, con molte emissioni inquinanti determinate dal numero di veicoli e dalla congestione, e altra cosa invece sono le zone semiperiferiche, periferiche, collinari. Un tema che comporta dubbi e perplessità ancora adesso, soprattutto per i mezzi commerciali. Bisognerà vedere se gli incentivi saranno tali da poter permettere alle aziende di acquistare dei mezzi per poter poi entrare anche nelle zone limitate senza nessun tipo di sanzione. Terza richiesta di deroga, soprattutto per le vetture private, la possibilità, dice Enrico Musso, di allestire dei parcheggi di interscambio in prossimità dei confini comunali. Quelli sono luoghi dove chi arriva da fuori città dovrebbe poter attestare il proprio veicolo, ancorché di standard troppo inquinante, per poi da lì in poi prendere il mezzo pubblico. L'ordinanza genovese resta comunque molto discussa in città tra le persone, le imprese, gli artigiani. Vicino a me è un idraulico che ha 2 Fiorino che li teneva in condizioni perfette, e questo qua dal 1° marzo non può più lavorare.